Dal 15 aprile, cioè dal momento in cui è partita la campagna del telematico, ad oggi, al 25 di maggio, i flussi presso i nostri uffici della struttura della direzione provinciale di Padova sono circa 3.200 cittadini che si sono rivolti per avere un servizio inerente al telematico, o per avere il PIN code, oppure per avere tutte quelle attività di assistenza, di informazione che sono state previste e prescritte per questo tipo di attività. Si dice soddisfatto il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate. La novità del 730 precompilato è in fase di attivazione e nel lungo periodo questa modalità semplificherà la vita contributiva dei cittadini. Sicuramente il cambiamento ha procurato uno stress organizzativo notevole soprattutto ai contribuenti, ma l'organizzazione, dice, dell'Agenzia ha retto bene. Proroghe al momento non sono all'orizzonte e la scadenza resta fissata al 7 luglio. Oggi intanto in ospedale si è tenuta la tappa veneta dell'iniziativa Il Fisco mette le ruote. Un camper dell'Agenzia delle Entrate ha aiutato pazienti, parenti e dipendenti dell'agenzia ospedaliera a comprendere il funzionamento del 730 precompilato. Il camper dà praticamente tutti i servizi che normalmente un ufficio territoriale eroga, quindi troverà non soltanto l'informazione e l'assistenza sul 730 precompilato e quindi tutto quello che riguarda il PIN code per esempio, ma troverà anche tutti i servizi che normalmente vengono erogati da parte dei nostri uffici territoriali.